Le comunità di Chioggia e di Sottomarina si apprestano ad assistere a due funerali in 24 ore per due drammi che hanno colpito due famiglie molto conosciute in città ad appena una settimana di distanza. La città è in lutto, sconvolta dalla duplice tragedia che dopo aver portato via Gianni, Luisella e Davide Scaramanti nell'incendio della loro abitazione in via Roma a Sottomarina, ha spezzato a 30 anni la vita di Daniele Tenchella, morto finendo in un canale con la sua automobile la notte tra sabato e domenica. In questo caso, insomma, a perdere la vita un altro giovane, è un giovane anche lui impegnato nel mondo del turismo perché gestiva appunto un ristorante bar al camping Adriatico e purtroppo è così, insomma. Ora, a 24 ore dai funerali della famiglia Scarmanati, che prevedendo una grande partecipazione si terranno eccezionalmente al padiglione aste del mercato ortofrutticolo di Brondolo, la chiesa di San Martino ospiterà le esequie di Davide Tenchella. Davide lavorava al ristorante di famiglia a lungomare Adriatico. La sua vita si è interrotta in via Capasqua. L'immediato ed eroico intervento del comandante dei vigili del fuoco, Terry Costa, che abita poco distante, ha permesso di salvare solo la passeggera che si trovava con Davide. Adesso attenderemo anche gli esiti ovviamente dei rilievi, però mi sento di dire anche, di dare anche un ringraziamento, insomma, lo inviteremo anche in comune ufficialmente al capo di distaccamento dei Vigili del Fuoco di Chioggia, Terry Costa, perché veramente ha messo a rischio anche la propria vita. Anche la notte del rogo c'era stato un intervento coraggioso di due persone che si trovavano poco distanti dal luogo della tragedia. Umar Numir, che gestisce un locale a fianco della casa in fiamme a via Roma, e Kevin Varagnolo, pizzaiolo in un ristorante vicino. Purtroppo non erano riusciti ad offrire l'aiuto che avevano tentato di portare in tutti i modi. Eventi drammatici in cui Chioggia e Sottomarina hanno ricevuto una testimonianza reale del senso di solidarietà e cittadinanza attiva che attraversa questa comunità.